Buonasera a tutti, con qualche minuto di ritardo, però il tempo mi sa che ha ritardato anche un po' degli 87 prenotati con Eventbrite all'evento. E chiamo subito, quindi non perdiamo tempo, chiamo subito qui al tavolo, nell'ordine alfabetico dell'elenco, no, non è alfabetico, comunque va bene lo stesso, Alice Pretto, che è la Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Veneto Est, poi Niccolò Gennaro, Direttore Generale del CSV di Padova e Rovigo, accomodiamoci così man mano raccogliamo tutti, poi Margherita Cera, all'assessore del Comune di Padova, c'era o c'era? C'era. Poi Laura Favaretti, che è Padova Convention and Visitor Bureau del Consorzio DMO di Padova. Patrizia Garengo, professoressa dell'Università di Padova. Ingegneria industriale, mette un po' di timore reverenziale questo termine. E poi Valentina Montesarchio, che è il vice segretario generale di Union Camere Veneto. Allora, la serata funzionerà così. Abbiamo prima questo panel istituzionale che si propone di fare un po' il quadro sull'orizzonte del territorio nel quale operiamo. E poi un secondo panel con la testimonianza di alcune aziende significative che o per la dimensione, per l'esperienza, o per l'innovatività e quindi per la presenza sul territorio. Nel contesto nel quale ci troviamo faccio io una breve introduzione per dire qual è l'approccio di Italia Economy. Italia Economy avete visto molte riviste all'ingresso, al desk, quindi se non l'avete viste procuratevele. Oggi presenta, oltre al dossier su questo evento nel quale sono contenute in modo un po' più dettagliato le testimonianze dei protagonisti che abbiamo individuato per questo forum, abbiamo anche presentato il primo numero di Veneto Economy. L'idea di Italia Economy è stata fin dall'inizio di lavorare a livello nazionale, ma partendo dai territori, perché ogni territorio ha la sua storia, la sua identità, i suoi stakeholder, per cui per esempio l'esperienza del Veneto e quella del Piemonte o quella della Calabria o quella del Lazio sono completamente diverse una dall'altra e ogni territorio, noi siamo poi l'Italia delle municipalità dove spesso ci sono delle rivalità tra comuni e comuni confinanti, figuriamoci fra regioni o fra territori di larga dispersione sul territorio nazionale e siamo caratterizzati dal fatto che ciascuno si fa un po' i fatti suoi. Ora, la situazione attuale non ce lo consente più, semmai ce l'ha consentito in passato, e quindi i vari appelli a facciamo sistema, mettiamoci insieme, eccetera, eccetera, devono cercare di tradursi in qualche cosa di più concreto. Quindi fare sistema, ma farlo davvero, quindi passare dal dire al fare. Fare sistema perché? Perché il privato, il pubblico e il privato sociale devono collaborare, perché se parliamo delle green communities, tutti questi soggetti sono indispensabili. Le aziende sono un anello della catena, ma uno degli anelli, quindi non possono operare da sole senza godere di quelli che possono essere le agevolazioni e i benefici che la pubblica amministrazione, in particolare le regioni, possono concedere. Le opportunità del PNRR, se non si fa sistema fra pubblico, privato e privato sociale, vanno poco lontane. E la sostenibilità, quando parliamo di innovazione, la sostenibilità tanto enunciata è sostenibilità da un lato economica, ma dall'altro lato ambientale, ma dall'altro lato, e forse il più importante, sociale. Non esiste sviluppo economico se non esiste lo sviluppo sociale. Quindi questo è il lavoro sul quale come Italia Economy ci siamo impegnati molto e cerchiamo di far sì che territorio per territorio vengano fuori dei laboratori, delle vere e proprie comunità di intenti, certo non arrogandoci il ruolo di protagonisti, ma di facilitatori fra quelli che sono i soggetti che sul territorio sono deputati alla gestione, alla strategia e alla regia di quello che il territorio può sviluppare. La mia attenzione particolare va verso il sociale, ma questo perché da 40 anni faccio il comunicatore sociale, quindi il tessitore di tematiche legate al sociale.
e oggi più che mai è importante e opportuno che ci sia questa collaborazione. Aggiungo una cosa che mi sta a cuore. Noi, dopo che le rivoluzioni industriali si sono consumate in passato nell'arco di decenni, nell'arco di lustri, poi nell'arco di anni, oggi la rivoluzione industriale si consuma nell'arco di mesi. Quindi nel giro di pochi mesi il metaverso viene spazzato via dall'intelligenza artificiale e le aziende e i giovani e la scuola e l'università sono tutte impreparate a gestire dei fenomeni che cambiano con questa rapidità. Per cui mi raccomando anche poi al panel delle aziende di dedicare attenzione negli interventi che ci saranno a quello che è il ruolo della risorsa umana nella grande trasformazione. La grande trasformazione non sarà se non si riuscirà a fare in modo che i primi testimoni, che sono i cittadini, che sono le persone che devono costruire l'economia, non saranno in grado di formarsi, di seguire e di andare allo stesso ritmo e alla stessa velocità dei cambiamenti della realtà. Molto spesso bisognerà riuscire ad anticipare i cambiamenti piuttosto che a seguirli, perché a seguirli probabilmente non ci sarà tempo. Nel momento in cui staremo cercando di seguire il cambiamento, un nuovo cambiamento avrà sostituito e avrà anticipato quello che appena adesso siamo riusciti a interpretare. Quindi è con questo messaggio un po' inquietante, che alla fine ha anche al centro un disadattamento dei giovani che non sanno più bene qual è il loro ruolo, che non hanno più la capacità di sognare come faceva la mia generazione, cosa farò da grande, perché da grandi si vede più la paura che il sogno, si vede più l'angoscia del futuro che non le opportunità e gli sviluppi possibili di una generazione che sta rischiando di perdersi seguendo quella che è una realtà virtuale proposta dai social, che naturalmente è irraggiungibile e che genera nei giovani un forte senso di frustrazione e di incapacità di seguire i ritmi di questo sviluppo. Adesso direi andremo per ordine e farei intervenire per prima Valentina Montesarchio, che come Unioncamere Veneto ci possa... Il microfono ce l'avete tutti? No, e allora lo passiamo. Ce n'è un altro, così non lo tengo io, faccio da base. Funziona. Ecco. Vai Valentina. Allora, buonasera a tutti, e pensavo che quello che ha detto Giuliano è la fotografia, il disegno, l'affresco delle camere di commercio e del sistema camerale italiano. Perché dico questo? Perché questa capacità appunto di aggregare, di avere all'interno tutte le voci di territori è un dato ontologico delle camere di commercio, che voi saprete sono degli enti pubblici, come diciamo, di autonomia funzionale, ma sono degli enti pubblici particolari perché sono governati dalle imprese. Questo dà loro questa capacità di essere luoghi di ascolto, di costruzione di relazioni, di fiducia, e dei luoghi dove appunto realizzare aggregazione. In più questo radicamento ci permette di intercettare i bisogni delle imprese e di, su questi bisogni, poi costruire, ripeto, una rete di relazione, una risposta alle esigenze delle imprese che di volta in volta è la più adeguata. Come lo facciamo? Lo facciamo sempre con il metodo della sussidiarietà orizzontale, quindi una sussidiarietà allargata non solo alle categorie economiche che appunto siedono nei consigli camerali, ma allargata a tutto il tessuto sociale del territorio, perché nei consigli camerali siedono anche i consumatori, i sindacati e i professionisti. Questo poi per noi si traduce in un metodo di lavoro che è un metodo basato sulle conoscenze, sulle competenze, sulla prossimità, l'ho già detto, e appunto sulla fiducia. Andiamo a innanzitutto accompagnare le imprese, e nel nostro caso Unioncamere è un ente di secondo livello, è una struttura che associa le 5 camere di commercio e che quindi alle camere di commercio dà dei servizi e abilita le camere di commercio a loro volta ad assistere
assistere le imprese sul territorio. Quindi per noi innanzitutto l'innovazione anche sociale è saper interpretare, come dicevo, i bisogni delle imprese e interagire, interloquire, coprogettare, e qui guardo per esempio la professoressa con l'università, le azioni più adeguate per accompagnare le imprese, ad esempio, alla digitalizzazione, partendo sempre però da un elemento che è la conoscenza, l'analisi, e quindi utilizziamo tutti i dati che sono contenuti ad esempio nel registro imprese, oppure tutti i dati che i punti impresa digitale delle Camere di Commercio hanno raccolto grazie all'assessment della maturità digitale delle imprese. Attraverso questi, per esempio, costruiamo dei percorsi di formazione, ma anche di mentoring e di coaching delle imprese, che poi vedono nelle categorie economiche, ad esempio, i terminali sul territorio per svolgere delle azioni puntuali. O ancora, in ambito della sostenibilità, oggi stiamo lavorando con un gruppo di imprese, sono circa una ventina, e con strutture tecniche del sistema camerale per accompagnarle a autovalutarsi rispetto agli ESG e quindi a fare il loro primo bilancio di sostenibilità. Ma lavoriamo anche con le scuole, con le imprese, con gli attori sociali dei diversi territori europei, perché noi abbiamo anche una forte vocazione non solo all'internazionalizzazione ma all'europeizzazione, per formare i ragazzi e insieme a loro gli studenti ai criteri della sostenibilità, quindi il significato dell'innovazione, il significato della responsabilità sociale e il significato anche dei business model basati appunto sull'innovazione. Potremmo andare avanti molto, ma insomma qui siamo poi in una struttura che è legata al sistema camerale, la Camera di Commercio di Padova, e quindi mi piace ricordare quello che fanno le Camere di Commercio per le start-up innovative o gli esperimenti che sono stati fatti per semplificare per esempio il processo di costituzione di una start-up innovativa, esperimento che purtroppo si è per il momento arrestato, ma che vedeva la possibilità di costituire in Camera di Commercio la start-up grazie alla proprio rete di fiducia e di verifica che si può fare in Camera di Commercio, costruire in Camera di Commercio attraverso gli strumenti delle Camere di Commercio. Usando come microfono il telefonino, siamo quasi fusi. Allora adesso diamo, grazie Valentina, sentiamo Patrizia Garengo, Università di Padova. Aspetta che ti do il microfono, non so dove sono. Grazie. Allora, grazie Giuliano, grazie dell'invito a questo forum. Come dicevi, io vengo dal Dipartimento di Ingegneria Industriale, però non parlerò di modelli di innovazione tecnologici particolari, proprio perché io non mi occupo di innovazione tecnologica, mi occupo di innovazione organizzativa e gestionale. E devo dire che il mio Dipartimento, il Dipartimento di Ingegneria Industriale, ha secondo me avuto anche una visione già diversi anni fa, quando ha cercato di mettere insieme alle ingegnerie tradizionali anche dei docenti di ingegneria gestionale. Perché? Perché non si può pensare di sviluppare solo la tecnologia trascurando gli aspetti organizzativi. Sempre più noi sentiamo parlare di ambienti VUCA, gli ambienti complessi, complessità ambientali difficilmente prevedibili, ambigue, però non possiamo affrontare tutto ciò solo con della tecnologia, abbiamo bisogno di modificare l'organizzazione, di investire in capitale umano e dobbiamo sviluppare queste due dimensioni in parallelo con quello che viene chiamato l'approccio sociotecnico, quindi ci deve essere un approccio bilanciato, quindi quello che noi stiamo cercando di insegnare anche ai nostri ingegneri non è solo la tecnologia, ma è anche una sensibilità verso gli aspetti più manageriali, è lo stesso approccio che utilizziamo anche quando ci rapportiamo alle aziende.
Diciamo che in passato le aziende potevano permettersi di investire in tecnologia, e quando l'azienda, a seguito di una crescita, a seguito di uno sviluppo in qualche ambito, in qualche mercato, in qualche prodotto, si diceva arrivava a un punto di complessità, di caos, e per gestire questa complessità cominciava a investire in aspetti organizzativi. Ecco, questo oggi non è più possibile. Non possiamo permettere a un'azienda di arrivare in una situazione di caos e solo in quel momento ci preoccupiamo dello sviluppo organizzativo. No, lo sviluppo organizzativo deve essere parallelo allo sviluppo tecnologico, e questo lo vediamo su tutti i fronti. Lo vediamo anche perché ci sono alcune aziende che hanno successo, altre che non hanno successo, però entrambe operano in un mercato complesso, dinamico e con tutte le stesse caratteristiche. Allora, dove sta la differenza? La differenza sta nelle persone, sta nel capitale umano, quindi tutta la mia attività di ricerca e anche del Dipartimento è nella direzione della società 5.0, quindi ho tutta una serie anche di dottorandi e ricerche e progetti attivi su queste tematiche, proprio perché è necessario cominciare a preoccuparsi della persona. Giuliano diceva, attenzione, i nostri giovani stanno entrando in crisi. È vero, il Covid ha sicuramente creato dei problemi sociali, però dobbiamo anche distinguere quelli che sono problemi sociali da diverse caratteristiche delle persone. Cioè i giovani sono dell'attuale generazione, cioè i giovani che entrano nel mercato del lavoro, hanno delle caratteristiche che sono chiaramente diverse dalle mie, ci sono psicologi che stanno studiando questo, e questo non significa che necessariamente siano da additare, da criticare. Probabilmente ci stanno proponendo, ci stanno chiedendo un modello diverso, in alcuni casi probabilmente anche migliore del nostro, perché stanno cogliendo delle difficoltà che magari la mia generazione non percepiva ma subiva. Parlo della difficoltà a gestire il rapporto famiglia-lavoro. Un giovane ora che entra nel mercato del lavoro non è più disposto ad accettare quello che ha accettato la mia generazione. Quindi viene spesso criticato per questo, però forse ha anche ragione. Forse dobbiamo anche un po' preoccuparci di questo, e questo dobbiamo viverlo come un momento di cambiamento, un importante momento di cambiamento. Ringrazio Valentina che faceva riferimento all'attività di coaching. Come vedete anche nel dossier noi abbiamo attivato da 2 anni una collaborazione con una società di coaching che ci ha chiesto di capire quali erano le pratiche che maggiormente, pratiche organizzative e gestionali, con un maggiore impatto sulle prestazioni aziendali, perché cioè, al di là di tanti discorsi poi l'azienda deve produrre utili. Quindi abbiamo analizzato queste pratiche e abbiamo visto che ci sono tutta una serie di caratteristiche come l'empowerment, il lavoro di gruppo, la necessità di investire sulla comunicazione, sullo sviluppo di obiettivi, sulla definizione dei ruoli, tutta una serie di pratiche che spingono verso la richiesta di nuovi modelli organizzativi, e stiamo anche definendo dei percorsi di sviluppo di nuovi modelli organizzativi, e questo aumenterà le performance dell'organizzazione, ma questo richiede fondamentalmente di mettere la persona al centro, quindi di investire, di cercare di capire anche quali sono le nuove esigenze. Quindi si parla molto anche di ascolto, di feedback. Le persone hanno delle potenzialità e se vogliamo svilupparle, se vogliamo aiutarle a sviluppare queste potenzialità, dobbiamo innanzitutto ascoltarle con degli strumenti adeguati. Cos'altro? Beh, io potrei parlare per ore dei progetti che stiamo realizzando anche con la Regione, progetti molto radicati sul territorio. Abbiamo appena attivato un progetto della DGR 1522 proprio finalizzato a definire delle pratiche di welfare a supporto delle organizzazioni, proprio per mettere insieme lo sviluppo tecnologico dell'organizzazione con lo sviluppo organizzativo. Non so quanto tempo ho, se mi date 2 o 3 giorni io potrei continuare. 2 o 3 giorni no. Ecco, visto che ci sono anche delle aziende, approfitto per dire che stiamo costruendo appunto questo modello di sviluppo
che dovrebbe guidare le organizzazioni e noi lavoriamo molto con le aziende, quindi l'obiettivo è non solo di creare un modello per farci una pubblicazione, ma anche di diffondere questo modello, di testarlo nelle aziende. Ci sono poi dei dottorati di ricerca che prevedono dei periodi in azienda. Io sto seguendo in particolare 2 persone su queste tematiche che passeranno 6 mesi in azienda, quindi l'obiettivo è proprio di lavorare molto anche con il territorio per creare qualcosa che sia di utilità per il territorio e che permetta poi anche di avere del materiale da utilizzare per una formazione non più teorica basata su modelli sviluppati 20 anni fa, ma di assoluta attualità. Quindi io approfitto anche, visto che ci sono delle aziende, per dire che se qualcuno è interessato, noi siamo qui per testare i modelli, per svilupparli insieme. Mi sono occupata per diverso tempo, dal 2012, di trasferimento tecnologico e tuttora credo che sia fondamentale lavorare con le aziende, ma non solo per trasferire, ma per co-sviluppare, soprattutto quando si parla di sviluppo organizzativo gestionale. Io dico sempre ai miei studenti che il nostro laboratorio sono le aziende. Quindi se vogliamo studiare, se vogliamo imparare, dobbiamo sicuramente conoscere la letteratura, ma dobbiamo guardare il territorio. Quindi questo per me è assolutamente fondamentale. Grazie. Facciamo lo scambio del testimone, che è una staffetta. Bene, approfitto di questo, dopo questo primo pezzettino, volevo ricordare che avete visto la copia cartacea di Veneto Economy, però oltre al cartaceo c'è il digitale, quindi se andate su internet e cercate venetoeconomy.it trovate la testata con tutti i suoi contenuti. Il lavoro che abbiamo fatto prima di partire, iniziato 3 mesi fa, è stato di contattare tutti gli stakeholder del Veneto in modo da invitarli a partecipare mandandoci i loro comunicati, le loro notizie, in modo che nel momento in cui è partita la testata ci fosse già una rete di collegamenti e di contatti attiva. Noi riceviamo ogni giorno più di 400 comunicati stampa dalle 5 regioni nelle quali siamo presenti. Stiamo sviluppando il modello, ma invito tutti quelli che hanno qualcosa di importante da dire a utilizzare pure l'online e i social, che ormai sono molto diffusi sulle 5 regioni. Quindi usateci pure come microfono di tutte le microfono, diciamo, megafono digitale o cartaceo, di tutto quello che di significativo avete da dire. Adesso passiamo la parola a Alice Pretto, che è la Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Veneto Est, se non sbaglio. Vai Alice. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Sono contenta di venire dopo la professoressa perché mi sono ritrovata in molte parole essendo dall'altra parte, quindi vi ringrazio perché per noi è importante sentire questo, ovviamente perché viviamo queste cose, cioè il nostro è un termometro caldo, no? Quindi quando arriva la problematica la si deve affrontare. Prima mi è stato chiesto qual è la sfida dell'innovazione del domani ed effettivamente io ho risposto cambiamento sociale, perché al di là del fatto che il nostro territorio è un territorio altamente industrializzato, quindi c'è comunque bisogno di personale che utilizzi, come dire, le proprie mani per produrre tutto quello che noi tocchiamo e tutto quello che ci serve per vivere, che anche questo è forse è un concetto che un po' è andato perdendosi, però è una sfida, a volte ci spaventa come imprenditori, ma è anche, è anche stimolante perché comunque ci spinge a cercare dei nuovi modelli, non da soli, ma insieme proprio alle persone che popolano la nostra azienda. Come giovani imprenditori, ma probabilmente come Confindustria di questo territorio, noi pensiamo che le aziende siano delle comunità. D'altronde ognuno di noi passa la maggior parte del proprio tempo a lavoro, quasi la maggior parte del proprio tempo a lavoro, e quindi veramente creare un ambiente dove non solo potersi realizzare ma stare bene, creare socialità, perché indubbiamente si crea anche quella, e portare del proprio può fare la differenza per un territorio, può fare la differenza anche per un paese, che in questo caso è l'Italia.
e in un contesto che oggi è veramente in continua evoluzione, ormai anche ogni mezz'ora se apriamo le testate giornalistiche. Che altro dire? Quindi diciamo che questa è la grande sfida. Come giovani imprenditori ne stiamo parlando. L'anno scorso abbiamo pubblicato un documento con la visione, no, che desideriamo per questo territorio, per continuare ad investire qui, ma è imprescindibile che la persona sia al centro, e secondo me è un cambiamento anche imprenditoriale che sta avvenendo nelle nostre aziende, nel nostro territorio. Certo, comunque ancora no, un po' di regole a volte frenano questo cambiamento che invece avrebbe bisogno di essere più veloce, proprio perché le esigenze delle famiglie, le esigenze anche di vita dopo quello che abbiamo vissuto, dopo una pandemia, ma probabilmente ci saremo comunque arrivati, sono forti e importanti. E poi oggi i giovani, ma non solo i giovani, sposano le aziende, sposano un luogo di lavoro per i valori e per il progetto che vedono in quello che sentono raccontare. Quindi ormai sono le persone a scegliere il proprio luogo di lavoro, e successivamente siamo noi imprenditori, datori di lavoro, chiunque stia dall'altra parte che in qualche modo fa la seconda selezione. Ma io dico sempre, quando di fronte a qualcuno in realtà è lui che sta scegliendo me. E questo forse è la nostra innovazione come persone all'interno di poi un contesto imprenditoriale dove prima si diceva sì, bisogna produrre marginalità, bisogna produrre prodotti e servizi, quello sicuramente è il primo, come dire, è uno dei primi goal dell'azienda, però oggi non può purtroppo separarsi, o per fortuna separarsi, da quello che è il contesto sociale che si crea dentro un'azienda. Ecco, forse sono stata troppo sintetica rispetto agli altri, però... No, con quella sintesi mi sembra che sia fondamentale. Riusciamo a mantenere un buon ritmo e stiamo dicendo cose molto piene di contenuti. Fra l'altro nell'inserto che è disponibile al desk, se già non ce l'avete, sul forum Disegnare il futuro, sono più articolati i pensieri dei relatori che tutti quanti, quindi trovate approfondimenti, trovate anche i link e i QR code per fare riferimento ai relativi siti dei diversi istituti o aziende o associazioni. Adesso andiamo con ordine, andiamo da Margherita Cera, quindi cominciamo a stringere un po' il campo con attenzione all'area di Padova e poi Padova-Rovigo per quello che riguarda l'economia sociale con Nicolò Gennaro. Quindi Margherita, a te. Grazie Giuliana, grazie per l'invito, è un piacere essere qui stasera, soprattutto perché la città di Padova, lo abbiamo saputo la scorsa settimana, è tra le 3 città finaliste per il premio Capitale Europea dell'Innovazione. Quindi, come dire, è un tema che in questo momento è di grandissimo interesse per la città. Il 27 novembre avremo il verdetto finale a Marsiglia. La sfida dell'innovazione per me sul territorio la racconto attraverso il titolo del progetto che abbiamo presentato alla Commissione europea, un titolo che io ho fortemente voluto e che è Magnetic Padova, la Padova magnetica, nel senso che secondo me la sfida dell'innovazione per il territorio è quella dell'attrattività di quel territorio. L'innovazione si fa attraverso le competenze, e qui abbiamo tutto il capitale umano di cui abbiamo appena parlato, e si fa attraverso i capitali. Di conseguenza la sfida per un territorio e la sfida è allo stesso tempo in qualche modo il fine, è quello di rendere quel territorio attrattivo. Alice ha detto 3 parole prima molto chiave secondo me. Abbiamo fatto un documento con i nostri desiderata per continuare ad investire sul territorio. È chiave, no? Questa cosa che lei ha detto rispetto a questo. Le start-up arrivano qui se il territorio è attrattivo, i talenti arrivano qui se il territorio è attrattivo, gli studenti 71.000 della nostra università restano se il territorio è attrattivo. Come rendere questo territorio attrattivo? Costruendo un ecosistema forte. E quindi sicuramente questo è un passaggio che in città stiamo cercando di fare ormai da tanti anni, e quindi un ecosistema che ruota intorno al comune, all'università e alla Camera di Commercio, ma che coinvolge oggi tutta una serie di attori dell'innovazione, tra cui le village dove oggi ci troviamo, che in qualche modo animano e si occupano di innovazione in città, acceleratori, fondazioni, enti di ricerca.
ecosistema che ci consente in qualche modo di coordinare in qualche modo queste attività legate all'innovazione. Innovazione che ha per il comune un fine specifico, per il comune come ente, che è quello del benessere del cittadino, ma non tutti questi attori hanno lo stesso obiettivo, perché per esempio la fondazione dell'università che si occupa di trasferimento tecnologico ha quale fine trovare delle imprese a cui trasferire le tecnologie che vengono fatte all'interno dell'università. Un luogo come questo, come Le Village, avrà un fine ancora diverso, che sarà quello di attirare start-up e in qualche modo lanciarle sul mercato. Quindi tutti questi attori hanno evidentemente dei fini diversi. È importante che siano coordinati verso l'attrattività dell'intero territorio. E quindi questo secondo me è un po' in qualche modo la sfida principale, un coordinamento in qualche modo dell'ecosistema per rendere il territorio attrattivo per il benessere dei cittadini. Bene, vedo che come sempre interventi brevi, però non si spreca una parola, no? Quindi mi sembra assolutamente, anzi alcune si collegano l'una con l'altra, quindi mi sembra, e complimenti perché siete molto avanti in un processo di integrazione fra soggetti. I famosi stakeholder che si confrontano è abbastanza raro, è più facile enunciarlo che non trovarlo realizzato. E a questo proposito la palla adesso al terzo anello che abbiamo citato, il pubblico e il privato, e poi il terzo settore, il CSV. Giustamente. Buonasera a tutte e tutti, grazie Giuliano per l'invito, e sono anch'io molto felice di essere qui stasera a dare il via a questo percorso, insomma, che mi incuriosisce molto e che penso possa essere molto generativo anche in termini di visione per gli sviluppi del nostro territorio. Insomma, io lavoro al centro servizio volontariato. Il centro servizio volontariato è il centro previsto dalla normativa per dare supporto alle associazioni e cercare di promuovere la cultura del volontariato nei diversi territori d'Italia. Ci occupiamo di Padova e di Rovigo, e questo, che era un lavoro abbastanza lineare fino a qualche anno fa, nel senso che il nostro compito era quello di aspettare le associazioni che arrivassero da noi a sistemare lo statuto, a sistemare il bilancio, a sistemare il registro dei soci, insomma davamo un supporto un po' a modello CAF, diciamo, no? E però nel giro di qualche anno il mondo è cambiato completamente, anche nell'ambito del terzo settore, anche nell'ambito del volontariato, e se si vuole fare promozione della cultura della cittadinanza attiva, dell'impegno civico, della cura dei beni comuni, non ci si può certo fermare ad aspettare che le associazioni arrivino a bussare alla porta. Abbiamo trasformazioni demografiche, che sono quelle che poi impattano su tutto anche il sistema economico, che naturalmente vedono l'invecchiamento della popolazione, sempre meno persone giovani. Abbiamo delle trasformazioni anche di approccio culturale al volontariato, che fanno sì che i giovani non cerchino più un impegno continuativo, ma questo lo vediamo anche nel mondo del lavoro, e quindi saltellano da un'organizzazione all'altra quando hanno deciso di impegnarsi, se non rimangono in ambito informale e svolgono attività di volontariato che stanno completamente nell'ombra e al di fuori di quello che è il volontariato istituzionale riconosciuto. Ci sono difficoltà economiche perché i trasferimenti da parte della pubblica amministrazione sono diminuiti drasticamente nel corso del tempo. Ci sono difficoltà anche nella complessità normativa e burocratica, e anche questi sono tutti temi che penso che siano, come dire, un terreno comune di confronto tra primo, secondo e terzo settore, perché anche la complessità, insomma, per essere compliance rispetto a ciò che la normativa richiede a tutti i livelli, anche il terzo settore si trova sommerso da un sacco di carte, da un sacco di burocrazia, e fa fatica e annaspa, e quando non c'è un interesse economico forte a svolgere un ruolo di attivatore e di motore della propria organizzazione, ma c'è un puro desiderio di volontariato e di fare qualcosa di positivo per gli altri, per la comunità, quando il peso della burocrazia diventa eccessivo, naturalmente viene meno anche un pochino il desiderio di impegnarsi nell'associazionismo. Ecco quindi che il nostro lavoro è diventato adesso uscire sempre di più da quelle mura e cercare di diventare agenzia di sviluppo del volontariato e cercare di allestire insieme a tutti gli altri soggetti del territorio un contesto favorevole per sviluppare, proprio perché ci sia questa propensione al volontariato, perché ci sia la propensione alla cura dei beni comuni, e incanalare queste disponibilità e questa propensione verso delle attività che hanno un impatto sociale riconosciuto e riconoscibile, misurabile, quantificabile. Ecco,
Per fare questo, la prima cosa che dobbiamo fare è scardinare il paradosso del volontariato. Il paradosso del volontariato è quello per cui dentro il volontariato, che a volte quando usiamo questa parola immaginiamo un recinto di pecorelle, di anime belle che vanno ad aiutare il prossimo, aiutare la vecchietta, aiutare la persona con disabilità, il bambino in povertà educativa, però in realtà queste anime belle non sono una categoria, siamo tutti noi. Cioè dentro il volontariato, a fare volontariato ci sono imprenditori, operai, insegnanti, studenti, dottori, politici, funzionari pubblici, cioè ci sono tutte le categorie sociali. E il paradosso è che queste persone, storicamente, adesso le cose stanno cambiando per fortuna, ma storicamente svolgevano una funzione diurna, diciamo, una funzione lavorativa all'interno di una fabbrica, di un'impresa, di un comune, di una scuola, in un approccio lavorativo per il quale contribuivano ad un sistema di cose che generava delle esternalità negative, ambientali, sociali, disuguaglianze, inquinamento. E poi, una volta tornati a casa, povertà educative, una volta tornati a casa, togliendosi la giacchetta del lavoro, mettendosi poi la giacchetta del volontariato, tornavano nella comunità a cercare di risolvere i problemi che avevano generato durante il giorno. Questo paradosso, questo cortocircuito, questa schizofrenia, un po' alla volta lato volontariato e lato imprese, è stato svelato e adesso è chiaro a tutti che le grandissime sfide che abbiamo di fronte, a parte quelle demografiche che ho citato prima, ma quelle ambientali, quelle sociali, quelle della povertà educativa, sono talmente grandi e talmente complesse che non possono più essere risolte mettendo un tampone alla sera uscendo con l'ambulanza da volontario. Ma la possiamo affrontare come sfida, ognuna presa singolarmente, solo se agiamo come comunità, quello che è stato già detto prima, e se ognuno nel ruolo anche da imprenditore, anche da operaio, anche da insegnante, anche da funzionario pubblico, da politico, se ognuno quella giacchetta in qualche modo non se la toglie mai e anche nel proprio posto di lavoro, anche nel proprio ruolo sociale diurno, svolge ciò che fa con una visione orientata ai beni comuni, alla sostenibilità, all'impatto sociale positivo. Ecco che allora innovazione, da questo punto di vista, diventa non trovare delle soluzioni magiche o dei nuovi strumenti che ci permettono di risolvere in maniera innovativa e magica i problemi di sempre, ma si tratta di trovare nuovi percorsi per connettere in maniera creativa e innovativa le risorse che già ci sono sul territorio. Da questo punto di vista io nell'articoletto parlo del volontariato aziendale, è una formula straordinaria di operatività, di una connessione tra imprese profit e mondo del volontariato, nel quale si collabora insieme, si individuano insieme i problemi e i bisogni e si agisce insieme concretamente per cercare di risolverli. Un'altra frontiera straordinaria può essere quella dello spreco alimentare, dove con la legge italiana, seconda al mondo dopo quella francese, ma quella francese aveva l'ottica punitiva di multare le aziende che generavano spreco. In Italia invece, con una logica secondo me più una volta ogni tanto più virtuosa, premiamo le aziende che si impegnano a diminuire. E allora nella sinergia col terzo settore il recupero delle eccedenze alimentari è diventata fornitura per gli empori solidali, risposta al bisogno alimentare delle famiglie più povere. Un altro esempio è lo scenario, quello decisivo, scusa, io mi sono dilungato un pochino troppo, scusate, ma lo scenario, quello decisivo e strategico per il nostro futuro, che già riguarda tutto il mondo finance con gli ESG, è già completamente in vigore, quindi se un fondo di investimento vuole mettere sul mercato un qualcosa che usa l'aggettivo sostenibile, deve già essere compliance rispetto a tutta una serie di fattori di impatto ambientale e sociale positivi. Ma adesso, con le nuove direttive europee, questa cosa sarà obbligatoria per tutto il mondo dell'impresa e non solo per appellarsi sostenibile, ma proprio perché sarà un obbligo erga omnes valido per tutti, un obbligo da portare nei propri bilanci, un obbligo sulla base del quale poi i fondi di investimento apriranno o non apriranno linee di credito per finanziare lo sviluppo imprenditoriale. Dall'anno prossimo le imprese obbligate
sono quelle sopra i 60 milioni di euro, poi a mano si arriverà anche alle più piccole. Ecco, quella che per tantissime imprese è una cosa che appena ne senti parlare mettono la mano alla pistola, nel senso che vuol dire, non perché non ci sia la volontà di farle certe cose, ma perché vuol dire altra burocrazia, vuol dire altri costi, vuol dire insomma, produrre tutta una serie di documentazioni, eccetera, ma può essere, e questo è l'invito che dal terzo settore viene al mondo dell'impresa, può essere invece una finestra che si apre su scenari inediti di collaborazione. Perché se le imprese pensano di comprare dalle solite agenzie di certificazione la propria certificazione ESG e vabbè, spendono dei soldi, si fanno scrivere che sono bravi e portano a bilancio quella cosa. O provano ad inventarsi motu proprio le azioni, i programmi, le politiche di impatto ambientale e sociale positivo, ma allora là mi viene da dire auguri, oppure si trova la strada di una sinergia collaborativa programmatica, non una sponsorizzazione ogni tanto, non una giornata di volontariato aziendale, non un contributo a pioggia su un progetto, ma la sinergia, il dialogo, la co-costruzione di interventi condivisi con il mondo del terzo settore che ha il know-how, la competenza, la capacità di realizzare interventi ad alto impatto sociale, impatto che è misurabile e che può dare nei bilanci delle aziende la restituzione del valore economico positivo generato grazie alle esternalità positive di questi programmi realizzati insieme al terzo settore. E allora in questo scenario l'innovazione è l'elemento che mette insieme, fa da collante e ci permette di immaginare una comunità coesa, inclusiva, orientata al benessere e in ultima attrattiva. Grazie. Grazie Nicolò del lucidissimo intervento. In pratica hai dato corpo all'affermazione iniziale, come cooperano pubblico, privato e privato sociale. Hai dato, mi sembra, una risposta convincente a quelle che sono le strategie di territorio. Devo dire che con Nicolò abbiamo un rapporto di vecchia data perché abbiamo lavorato insieme sul progetto di Padova, Capitale Europea del Volontariato, qualche anno fa, e devo dire che pur avendo conosciuto centinaia di realtà di volontariato sul territorio, quella di Padova è stata quella più convincente, con la quale abbiamo fatto anche il quaderno sulla cittadinanza attiva che ha avuto un buon successo sul territorio. Abbiamo fatto anche col Comune di Padova e con l'ufficio scolastico del territorio, quindi abbiamo avuto delle belle soddisfazioni. Allora, ha preso luce questa agenzia di sviluppo sostenibile del territorio, quindi con i soggetti sono tutti a questa tavola rotonda e non può mancare che naturalmente il turismo, e quindi la parola a Laura Favaretti per parlarci un po' di innovazione nel turismo, che alla fine il turismo sostenibile è uno degli elementi importanti, turismo sostenibile e di prossimità di quello che può essere un marketing territoriale partecipato e di comunità. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Questo evento tra l'altro si inserisce in un momento e in un mese molto caldo sul tema del turismo sostenibile. Abbiamo recentemente ospitato a Padova il 27 di settembre il Forum internazionale sul turismo sostenibile proprio al centro congressi, anche grazie alla collaborazione con il Comune di Padova. Recentemente City Vision credo abbia dato insomma molte visioni proprio sul tema della città sostenibile, della smart city, che inevitabilmente passa anche per la fruizione turistica di una città. Giustamente prima l'assessore parlava di attrattività del territorio, dei cittadini, e questo ovviamente non può che essere collegato all'attrattività che i turisti trovano nella nostra destinazione, nella nostra città. Padova è una delle città che negli ultimi 10 anni, ad esclusione ovviamente del tristissimo periodo del Covid, è cresciuta di più in termini di presenze turistiche. Questo grazie a tantissimi fattori, sappiamo ovviamente del secondo sigillo UNESCO fondamentale dal 2021 in poi, apertura del nuovo centro congressi di Padova, Padova Congress, che è a pochi passi da noi, che ha avuto dei numeri davvero molto interessanti per il primo anno di attività, ma passa attraverso anche quello che tutto, come giustamente Giuliano anticipavi, la tematica della sostenibilità nel turismo, che non è solo sostenibilità ecologica. Ovviamente sappiamo delle 170 chilometri di piste ciclabili nel nostro territorio, abbiamo già citato
il trasporto elettrico, il trasporto pubblico, grande sviluppo anche in programma in futuro, ma è anche, come giustamente evidenziavate tutti voi, sostenibilità sociale che passa attraverso la comunità dei cittadini. Allora, una piccola parentesi rispetto all'ente che rappresento, che ovviamente, non essendo davanti a un parterre prettamente turistico, non è detto che conosciate. Allora, noi siamo Padova Convention and Visitors Bureau, siamo un ente partecipato principalmente dalla Camera di Commercio di Padova, dalle associazioni di categoria del territorio e da Padova Hall, oltre che dai consorzi di promozione turistica. Quindi anche noi apparteniamo a quel nodo, diciamo, tra il pubblico e il privato. Riceviamo finanziamento pubblico, siamo molto vicini alle dinamiche imprenditoriali private, sia attraverso un sistema di affiliazione, quindi li abbiamo molto molto vicini, ma soprattutto perché creiamo opportunità e prodotti proprio per i privati, sia dal punto di vista del ricettivo che dell'esperienziale. Sono state fatte tantissime cose, noi gestiamo gli uffici di informazione turistica, gestiamo i siti di destinazione per conto delle destinazioni turistiche. Abbiamo per esempio creato da 2 o 3 anni a questa parte un sistema, oltre che di vendita del ricettivo, che va un po' a punzecchiare quelle che sono le famose online travel agency, quindi cerchiamo di lavorare per il nostro territorio facendo lavorare direttamente gli operatori turistici del territorio, ma abbiamo creato la stessa cosa anche lato esperienziale e siamo appena stati a TTG, c'è appena stata una delle fiere turistiche più importanti in Italia, stanno sorgendo anche tante realtà internazionali che se ne occupano, ma abbiamo degli esempi italiani. Chi non conosce la dinamica delle cesarine, cioè andiamo a cucinare in casa con le persone locali piuttosto che facciamoci fare un giro da una persona che vive nella città. Queste dinamiche favoriscono la relazione tra turista e cittadino, che diventa sempre più forte e che secondo noi è una grande opportunità di una città turistica, che a tutti gli effetti lo è, come Padova, che ancora fortunatamente, e credo che non lo farà, deve scontrarsi con delle politiche e delle dinamiche di overtourism che abbiamo visto essere molto problematiche in altre destinazioni. Quindi questo è un momento sicuramente di grande sviluppo e di grande opportunità post pandemia, ma che dovrà vedere anticipati, come giustamente tu prima dicevi, determinate dinamiche. In primis, per esempio, la crisi climatica, che cambierà profondamente nell'arco dei prossimi anni quelle che saranno le destinazioni turistiche, anche semplicemente per un discorso di stagionalità che va completamente stravolta. E quindi è importante mettere in campo strumenti, prodotti turistici, che significa opportunità per gli operatori del territorio, affinché sia possibile anticipare quelle che saranno le scelte dei turisti del domani. Sicuramente l'ambito della meeting industry, l'ambito congressuale, può essere un forte ambito di sviluppo, per così dire, turistico, anche se per noi non è corretto parlare di turismo, perché le scelte che spostano il turista congressuale sono profondamente diverse da quello di turismo leisure. È una grande opportunità per Padova ed è un tema sul quale la sostenibilità è fondamentale. Quando noi ci confrontiamo oggi con gli organizzatori congressuali che hanno l'opportunità di portare a Padova dei congressi nel 2027-2028, perché questi sono gli anni per i quali adesso stiamo lavorando, ci chiedono quali sono le politiche di sostenibilità che applicheremo nel 2027. Quindi diventa a volte difficile spiegare quello che faremo il prossimo anno e dobbiamo essere invece in grado davvero di prevedere che cosa sarà. E quindi, per esempio, noi come Convention Bureau di Padova abbiamo messo in campo una sorta di checklist sulla quale lavoriamo con i nostri fornitori per cercare di rendere appunto ancora più visibili delle pratiche che a volte gli operatori stessi già magari mettono in campo, ma di renderle visibili, di fare la famosa lista dei desiderata di cui prima si parlava e che è assolutamente necessaria per la programmazione. Ecco, questo mi sento insomma di dire a livello di innovazione in questo momento, ecco, nel turismo. Bene, grazie. Allora, anche a Laura. Abbiamo concluso questo primo ciclo, questa prima fase. Ora andiamo sempre più nel merito e chiamo Steve a prendere il mio posto per guidare i 2 panel aziendali, così cominciamo a sentire le imprese dopo aver sentito poi gli elementi aggregativi, le istituzioni e le associazioni. Grazie ai bravissimi compagni di cordata. Ho l'archetto, per una volta mi sono voluto togliere questa soddisfazione, direttore, insomma non capita tutti i giorni. Chi può?
Vai. Anzi, colgo l'occasione per ringraziarti perché è stata una mezz'ora molto felice, devo essere onesto. Ringrazio anche la redazione Italia Economy per aver organizzato questa serata, spero proseguirà in maniera divertente. Ringrazio anche la Presidente di Confindustria Giovani Veneto Est, l'amica Alice, che ci ha dato l'opportunità di essere qua oggi. Io mi presento, non lo faccio mai, sono Steve Lucisano, sono un imprenditore, ho un'azienda che si occupa di ingegneria informatica e ricopro anche il ruolo di Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana. Quindi questa era una premessa per dirvi che non sono un giornalista, quindi farò del mio meglio per organizzare i lavori della prossima ora. Bene, abbiamo parlato appunto con dei panelist molto interessanti, con Confindustria, con il Comune, con le Camere di Commercio, con il terzo settore, con l'università. Abbiamo parlato di capitali, di capitale umano, avete capito che sostanzialmente l'obiettivo non solo di oggi ma di questo roadshow è proprio quello di intercettare il cambiamento. E a proposito di questo roadshow io avrei un video da farvi vedere. Grazie, come avete visto ero presente anche a Firenze, soprattutto perché non costo niente. Giusto per darvi due date, saremo nuovamente a Torino il 22 di novembre e poi il roadshow proseguirà nel 2024, a marzo saremo a Bologna e ad aprile a Milano. Allora, il primo panel ho voluto chiamarlo Transizione sostenibile e digitale, le nuove frontiere del cambiamento tra obblighi ed opportunità. Siamo chiaramente di fronte a due transizioni, non vi racconto niente di nuovo, sono grandi sfide epocali, anche come abbiamo detto poc'anzi, incertezze globali tra la guerra, lo shortage delle materie prime, il costo dell'energia, eppure l'unica certezza è che sicuramente dovremo cambiare le regole del gioco, dovremo cambiare le regole del gioco come cittadini, come imprese e come lavoratori. Dovremmo mettere tutto nuovamente in discussione. Le nuove normative europee peraltro spingono appunto imprese e cittadini verso nuovi scenari e quindi ho il piacere e l'onore di parlare questo pomeriggio con il dottor Putin, Vice President del gruppo Serenissima Ristorazione. Buonasera. Si accomodi dove preferisce. Il dottor Roberto Anesin, Director Intermediates and Digital Insurance Business di Arag Italia. Buonasera, dottore. E con la dottoressa Francesca Clementi, Associate Partner di IBM. Buonasera, di nuovo. Grazie. Allora farò un po' in piedi, un po' a sedere, non sono molto abituato a stare a sedere, quindi farò del mio meglio per mantenere un minimo di etichetta, se no mi brontolano. Allora, partiamo dal dottor Putin, gruppo Serenissima Ristorazione, che sicuramente conoscerete, è una delle realtà italiane più importanti nel campo della ristorazione commerciale e collettiva, oltre 10.000 dipendenti, 14 società tra Italia ed estero. Allora, è un settore, sì, prego, che possiamo in qualche modo definire tradizionale, insomma, no? Eppure parlando con lei e con la sua collega al telefono qualche giorno fa ho percepito una realtà che non è soltanto avanti, diciamo, da un punto di vista tecnologico, no? Che poi magari uno potrebbe pensare, beh, magari avete efficientato, no? per guadagnare di più, ma in realtà siete anche estremamente attenti alla sostenibilità, all'ambiente, al sociale. È un po' questo il paradigma della nuova era, secondo lei? Secondo noi innovazione equivale a sostenibilità.
Noi, come ha detto lei, operiamo in un settore che è tradizionale, cioè noi sostanzialmente ci occupiamo di ristorazione ospedaliera, scolastica, aziendale e commerciale, ristorazione a 360 gradi. Giornalmente produciamo più di 400.000 pasti e ho dei collaboratori distribuiti un po' su tutto il territorio nazionale, anche all'estero. Il nostro settore è fortemente soggetto alle dinamiche legate anche allo spreco alimentare. Certo. Per essere molto concreti, io ricopro anche un ruolo di vicepresidente di ANIR Confindustria con la delega all'aspetto che riguarda la qualità e la sostenibilità. Da un nostro studio è risultato che gli italiani sprecano 9 miliardi di euro di cibo all'anno, e cibo che sostanzialmente è un costo sociale, oltre a non essere etico lo spreco. È più di un terzo della manovra che stiamo per approvare, insomma, quindi giusto per dare una regola. Proprio partendo da questo fatto, come azienda abbiamo innovato i nostri processi produttivi, non solo il prodotto ma anche il processo. Abbiamo realizzato in provincia di Padova, e qui mi collego anche a quello che ha detto l'assessore Cera, non so se c'è, uno stabilimento che c'era, è andata via, è uno stabilimento particolarmente innovativo con una tecnologia che è una tecnologia del cook and chill, cioè della preparazione, dell'abbattimento e della rigenerazione, perché secondo noi questa tecnologia ci ha permesso di essere molto più efficienti e anche di ridurre proprio lo spreco alimentare, collegando i nostri processi anche in modo informatico. Parlando prima anche con la collega, abbiamo sviluppato tutto un sistema anche di connessione via wifi dei nostri carrelli che vengono utilizzati all'interno delle strutture ospedaliere, proprio per monitorare anche tutto quanto l'aspetto della temperatura. Quindi sicuramente innovazione per quello che riguarda di processo e di prodotto. Noi abbiamo pubblicato il nostro bilancio di sostenibilità e quindi ci siamo già concentrati a lavorare sugli indicatori di ESG. Da un punto di vista sociale, diciamo che è molto importante l'aspetto sociale, perché avendo molti collaboratori, di cui l'80% sono donne all'interno della nostra azienda, e abbiamo più di 70 nazionalità che lavorano all'interno delle nostre strutture, molto spesso anche collaboratori che sono extraeuropei. Diciamo. Questo è un concetto molto interessante. Infatti, prima di passare al collega Anesin, però ho una curiosità rispetto a quanto ha detto. Insomma, voi avete fatto degli investimenti importanti su uno stabilimento, no? Che in qualche modo vi ha reso più competitivi e più produttivi. Certo. Quanto ha inciso il fatto che ci siano stati, diciamo, degli incentivi strutturali? Penso ad esempio a Industria 4.0, no? Sì. Di cui si è parlato molto. Cioè, sì. Quanto per Serenissima è stato un fattore importante? Quando noi abbiamo pensato al nostro insediamento produttivo, che è il più importante, che è localizzato a Boara Pisani in provincia di Padova, un aspetto fondamentale è stata anche la disponibilità dell'amministrazione pubblica, che, devo essere sincero, ci ha facilitato in ogni modo per la realizzazione del nostro stabilimento in questa area, che non è un'area particolarmente sviluppata, e di conseguenza questo ci ha permesso di avere anche disponibilità di manodopera, perché noi chiaramente lavoriamo in un settore che è labor intensive, e quindi diciamo il fattore umano all'interno della nostra struttura è fondamentale. E poi anche sicuramente l'aspetto dell'investimento tecnologico con l'Industria 4.0, perché sicuramente quel tipo di incentivo ci ha permesso di fare un salto notevole e fare degli investimenti. Noi ci siamo insediati più di 10 anni fa in questa struttura, degli investimenti anche molto innovativi sul fronte tecnologico. Chiaramente poi noi abbiamo un'attività dove l'80% dei nostri collaboratori sono donne e lavorano molto spesso part-time, e visto che prima abbiamo parlato anche di sociale, sicuramente le aziende del nostro settore, in questo caso dell'ANIR che rappresento come vicepresidente, hanno un ruolo anche molto sociale, nel senso che permettono di coniugare lavoro
e famiglia, essendo adatto anche il nostro tipo di attività anche proprio a questo aspetto familiare, insomma. E proprio su questo tema ci torneremo più avanti. Nel frattempo benvenuto dottor Anesin. ARAG è un gruppo internazionale con base in Germania, con più di 85 anni di storia, attivo in tutto il mondo, 4.700 dipendenti, nell'ambito della tutela legale sulle controversie. Allora, anche il mestiere, no, dell'assicuratore è profondamente cambiato, cambia lo scenario, cambia il lavoro, sempre più consulenziale, no? Un po' meno prodotto. Ma di fatto possiamo dire che anche per voi la tecnologia è stato un fattore abilitante nel 2023? Buonasera a tutti, grazie Steve per la domanda. Direi assolutamente di sì, però farei anche velocissimamente un passo indietro, nel senso che noi stiamo cercando da anni proprio di cambiare anche, parlando di innovazione, quello che è il ruolo dell'assicuratore in senso tradizionale, no? Passando dal classico concetto dell'assicuratore che ti paga nel momento del bisogno, quando hai un sinistro. Che non è poco comunque. Che non è poco, che è una cosa che continuiamo anche a fare, quindi l'assicuratore paga, e nel nostro caso paga le parcelle dell'avvocato in caso di una controversia legale che uno debba avere, ha un ruolo più consulenziale, come dicevi, quindi con un concetto di ecosistema, perché la nostra mission è quella di garantire a tutti l'accesso alla giustizia, che guarda caso è uno degli obiettivi ONU anche per il 2030. E quindi cerchiamo di farlo non più semplicemente vendendo delle polizze assicurative, ma facendo entrare i nostri clienti all'interno di un ecosistema prodotti e servizi dove la tecnologia è sicuramente il fondamentale fattore abilitante di questo, insomma. Ecco, quindi per fare un esempio, quando uno acquista uno dei nostri prodotti compra anche tutta una serie di servizi dove la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale aiutano ad accedere a questi servizi 24 ore su 24, per esempio avendo una chatbot sempre a disposizione, una voice bot sempre a disposizione, e utilizzando magari dei servizi prima ancora che la controversia ci sia, per poter prevenire e inquadrare al meglio la situazione. Il tema della consulenza è fondamentale, noi abbiamo attivato dei servizi di consulenza sia online ma anche telefonica. Anche in questo caso pensiamo che la tecnologia sia fondamentale, sia un fattore abilitante, ma non possa sostituire interamente il fattore umano. La consulenza è specializzata anche grazie ai 900 avvocati che fanno parte del nostro network, che è il network legale più importante che esiste in Italia, possa fare una grande differenza. Un esempio pratico per andare nel concreto: con la pandemia, in epoca Covid, noi abbiamo aperto immediatamente un servizio di consulenza telefonica per le imprese per tutte le problematiche legali legate appunto agli ambienti di lavoro e ai rischi connessi alla pandemia e alla prevenzione e le misure di sicurezza da mettere in atto. Le competenze si trovano? Domanda scontata, ma... Allora, le competenze si trovano, cambiano, nel senso che ci sono esigenze molto nuove, ci sono mestieri che anche in ambito assicurativo una volta non si immaginavano nemmeno, quindi al di là della competenza tecnica assicurativa, anche da un punto di vista tecnologico sono richieste professionalità sempre diverse, sempre nuove. Ecco. Certo. Allora, dottoressa Clementi, non presento IBM perché mi sembrerebbe quasi una mancanza di rispetto. Le vostre attività sono costruite intorno alla centralità del cloud ibrido, dell'intelligenza artificiale. Una domanda, diciamo, non provocatoria, ma insomma voglio arrivare un po' dritto al punto. La sfida per la pubblica amministrazione, ne abbiamo visto qualche esempio prima, è anche cominciare a cambiare paradigma e vedere più il cittadino come un cliente? Che magari viene servito meglio? Assolutamente sì, quindi rispondere a delle esigenze reali del cittadino, ma anche creare dei sistemi dove usufruire del servizio creato è semplice, perché altrimenti diciamo che la vera sfida della trasformazione digitale è che i servizi che vengono creati vengano utilizzati. Perché? Perché rispondono veramente a un'esigenza reale e perché è facile utilizzarli, perché noi come cittadini, come usufruitori di servizi
servizi anche nel personale, non semplicemente dei servizi della pubblica amministrazione, quello che noi troviamo nella nostra vita quotidiana lo chiediamo anche nel nostro comunicazione con la pubblica amministrazione. Quindi come si fa e questo permette anche che l'investimento sulle risorse che vengono fatto non venga sprecato e che quindi poi si liberano risorse di valore, no, da rimettere in gioco proprio per valorizzare sempre di più quello che la pubblica amministrazione può offrire. Secondo me le leve perché questo accada sono 3. Bisogna appunto innanzitutto coinvolgere il cittadino nella co-creation di questi servizi, in modo che sia passo per passo, a piccoli iter, e questo si fa anche con delle metodologie che noi utilizziamo, ben consolidate, design thinking, Library Garage, eccetera, in cui viene sempre validato passo per passo nello sviluppo e nell'evoluzione del servizio che effettivamente risponda a quello che è il bisogno. E la seconda cosa fondamentale è lo sviluppo delle competenze, viene emerso anche nel panel di prima, anche adesso, e utilizzare questa metodologia, coinvolgere l'utente nella creazione, permette anche che sia l'utente stesso che ha collaborato nella co-creation che poi sia il divulgatore nell'utilizzo del servizio e appunto nella formazione anche nella sua platea di colleghi. E il terzo tema, secondo me importante per il successo di questa trasformazione digitale ai fini di rispondere ai servizi dei cittadini, è che il sistema su cui vengono costruiti questi servizi sia resiliente. Assolutamente. Durante il Covid ce ne siamo accorti, quindi cosa succede se manca l'energia, cosa succede se arriva una pandemia, cosa succede se la catena di supply chain non funziona, se ad esempio mancano i tamponi, non arrivano, dispositivi medici non funzionano, è prevista la manutenzione, cioè se un sistema non è resiliente in tutti i suoi aspetti, da quello che può essere la sicurezza del dato e il design, fatta di design cioè by default, che garantisca anche la privacy del dato, a tutto quello che sono i fattori di resilienza di un sistema, come appunto la supply chain o quello che ho detto prima. Quindi organizzarsi, prevenire, predire, anche come si diceva prima, caratteristiche diciamo che non sono proprio molto aderenti, no, all'italiano in generale, perché noi siamo molto bravi a reagire, un po' meno a organizzarci con anticipo. Visto che comunque siete 3 grandissime realtà, 3 grandi gruppi, una domanda che mi piacerebbe farvi, ma abbiamo parlato di competenze, ma sul tema delle grandi dimissioni anche voi avete avuto diciamo licenziamenti importanti di persone che hanno deciso di fare altro, oppure siete aziende troppo belle per subire queste situazioni? Non so, rispondo io che ho già il microfono in mano, come volete. Prego, prego. Reagisco anche. Allora, per quello che vedo io con i miei colleghi, sicuramente l'IBM rimane ancora un'azienda attrattiva per le nuove generazioni, per quello che è diciamo così, la soddisfazione della curiosità nella tecnologia, e perché ha un potenziale formativo che poi è importante in una carriera professionale, che secondo me fa la differenza. Sì, il mercato sta cambiando, quindi le risorse, prima si diceva il mercato è piccolo e ci si ritrova tutti, è vero che la reazione dei giovani, ma anche non solo, nel riqualificarsi in nuove professionalità è un fattore che notiamo, ma non da aver paura della fuga, come si dice, dei cervelli. Ecco. Ok. In Arag che succede? Ma allora, in Arag noi abbiamo un bassissimo turnover e quindi riteniamo insomma che sia un settore il nostro ancora abbastanza attrattivo, che tiene. Il settore assicurativo è uno dei settori che ha anche fortunatamente uno dei migliori contratti oggi a livello italiano, a livello nazionale, e quindi è un settore sicuramente attrattivo. Bisogna dire una cosa, che comunque è vero quello che è stato detto nel panel precedente, i giovani scelgono l'impresa prima ancora che l'impresa faccia la selezione, e quindi
quando andiamo a selezionare nuove risorse, le persone che incontriamo, i ragazzi che incontriamo vengono preparati, sanno con chi stanno parlando, sono quasi loro che intervistano noi da un certo punto di vista, e quindi deve matcharsi bene la domanda con l'offerta, e se poi certe promesse vengono disattese, i giovani non ci pensano due volte. Chiedono il conto. Non ci pensano due volte a fare scelte diverse, ecco, questo è vero. Il nostro settore è stato uno dei più colpiti per il Covid. Noi abbiamo avuto circa il 50% dell'azienda che praticamente è rimasta bloccata per circa un anno, e di conseguenza noi abbiamo sofferto molto durante il Covid, perché abbiamo dovuto garantire un servizio all'interno di strutture ospedaliere in momenti in cui veramente la situazione era drammatica. E di conseguenza il Covid poi ha lasciato chiaramente, noi avendo molto personale operativo, una situazione di grande cambiamento nel mercato del lavoro. Cioè, fino a qualche mese fa avevamo veramente delle grandissime difficoltà nell'avere della manodopera che potesse lavorare durante il periodo estivo, perché saranno cambiati i valori, sarà che erano diverse le condizioni e noi non riuscivamo più a trovare personale che potesse lavorare in certe strutture. E devo dire invece che personale straniero ed extracomunitario fortunatamente continua a supplire e supplisce alle difficoltà che noi abbiamo operative, perché ci sono certe attività che chiaramente sono cambiati i tempi e non troviamo più manodopera che sia in grado di farlo o che voglia farlo, insomma, all'interno delle nostre strutture. Infatti la domanda era un po' tendente verso di lei, dottore, perché voi chiaramente siete un'azienda di servizi basata molto sul tema OPEX e sul fattore lavoro, sì. Quindi immagino che, come diceva prima, l'inclusione di stranieri e soprattutto delle donne, che ricordo in Italia hanno un tasso d'occupazione al 55%, che è 14 punti sotto la media europea, che è un tema, parliamone, insomma. Certo. Quindi quanto è importante, diciamo, provare ad attrarre queste categorie, se possiamo chiamarle così? Beh, chiaramente sul fronte operativo noi svolgiamo un'attività molto serrata, nel senso che quando lavori all'interno di strutture che sono strutture complesse o strutture ospedaliere, chiaramente hai delle attività che sono organizzate in logica quasi tayloristica, no? Quindi sono molto specializzate. Però per quanto riguarda invece le strutture più centrali, io devo dire che ho moltissimi collaboratori giovani, perché ho una struttura di collaboratori nella struttura centrale molto giovane. Tra l'altro la nostra è un'azienda familiare dove mio padre e i miei fratelli e sorelle sono molto presenti all'interno della struttura, quindi diciamo siamo una tipica struttura aziendale del Veneto, con i pregi e i difetti che possono avere le strutture di questo tipo, però devo essere sincero, i giovani mi stanno meravigliando in modo molto positivo, nel senso che è vero, sono cambiati i valori, probabilmente è chiaro, i sacrifici che si facevano una volta, come diceva la dottoressa dell'università, la professoressa dell'università, probabilmente adesso non si fanno, però secondo me c'è anche una visione del futuro che è una visione diversa, insomma. Lo dico io che appartengo ad una vecchia generazione, che sono un po' vecchio, ho 48 anni, quindi è chiaro che i giovani di adesso non sono i giovani della mia generazione. Ma si può dire una visione più a breve termine anziché a lungo? Cioè, questa è una domanda che mi è venuta adesso in maniera estemporanea. Dei giovani? Sì. Ma io ho un tasso di fidelizzazione nella nostra struttura, diciamo, dei miei collaboratori che mi sono più vicino, che è particolarmente elevata. Forse sarà perché il ruolo della famiglia, della mia famiglia, è ancora molto presente e di conseguenza, diciamo, abbiamo anche la modalità di coinvolgimento dei collaboratori più stretti con delle logiche magari che sono molto legate anche al legame interpersonale. Secondo me
considerando anche il fatto che il nostro è un settore che ha avuto Covid, ha avuto delle grossissime complicazioni, basti pensare agli aumenti del costo della materia prima. Noi abbiamo dovuto fronteggiare aumenti che sul fronte alimentare sono stati del 50%, con blocchi delle catene di approvvigionamento, difficoltà di recuperare materia prima, quindi diciamo situazioni anche che hanno messo sotto stress in modo molto forte la mia organizzazione. Però devo essere sincero, ho dei collaboratori che lavorano nella mia azienda da più di 30-35 anni, quindi abbiamo questo tasso, e i giovani che stiamo inserendo sono dei giovani che nella stragrande maggioranza dei casi sono molto tecnologici, cosa che magari io non lo sono, e hanno voglia anche di fare, di mettersi alla prova. Certo, bisogna vendere un progetto, nel senso vendere nel senso positivo un progetto, devi far capire dove la tua azienda sta andando, non solo a breve ma anche a medio e lungo termine. Chiaro che poi c'è tutto il tema del welfare, c'è tutto il tema anche dell'academy, della formazione da fare all'interno dell'azienda, in modo tale delle prospettive. Però secondo me se li coinvolgi in generale i risultati si vedono anche in termini di fidelizzazione, insomma. Certo, gli devi dare un progetto che sia un progetto chiaro, anche con una voglia di fare, anche di iniziative nuove, anche di iniziative che diano ampio respiro, che non siano limitate alla semplice attività aziendale. Ma una visione, insomma. Sì, secondo me almeno è l'esperienza che posso portare io, insomma. Allora, ESG. Era un po' che non veniva detto, quindi volevo richiamare l'attenzione. Nella vostra proposta a valore le aziende, diciamo, che hanno uno score ESG migliore o comunque più alto possono godere di massimali maggiorati, con garanzie inerenti ai marchi, brevetti, contratti di franchising. Ecco, non è che questa transizione in realtà porta con sé anche una forte trasformazione del tessuto industriale del nostro paese? Cioè quasi come se per le PMI la strada si facesse un po' in salita, cioè non è che ci troviamo di fronte diciamo, al dover scegliere the merger e acquisition, che forse sono anche un po' l'ultima ancora di salvezza per le piccole aziende, oppure c'è ancora speranza? Allora, per come la vedo io, diciamo, noi abbiamo un osservatorio che ci consente di vedere molte aziende, molte imprese, abbiamo molte imprese clienti, e i temi di sostenibilità ormai, voglio dire, pervadono tutto il nostro sistema economico. Noi come banche e assicurazioni siamo stati tra i primi a essere coinvolti in questo. Nel bilancio di sostenibilità già lo facciamo, come è stato detto in precedenza, però ci arriveranno tutte le imprese, perché le normative europee porteranno entro il 2027 anche le piccole imprese a dover fare il bilancio di sostenibilità. Ecco, quindi noi già abbiamo inserito, come dicevi giustamente, all'interno della nostra offerta i criteri ESG come degli indici in qualche modo di valutazione delle imprese, non per togliere nulla alle imprese che in questo momento hanno magari degli indici più bassi, ma per poter invece dare maggiori garanzie, maggiori offerta, maggiori massimali a queste imprese, perché c'è una chiara correlazione. Sembra di no, quando parliamo di sostenibilità concettualmente sembra un qualcosa di filosofico, in realtà sì, anche dai discorsi fatti nel panel precedente abbiamo proprio la dimostrazione che le imprese più virtuose da un punto di vista di sostenibilità sono anche imprese che poi vanno meglio nel loro business, performano nel loro meglio e nel loro business, e quindi questo è rilevante. E cosa dire? Quindi, venendo alla domanda, in realtà come tutte le situazioni in cui ci sono grandi cambiamenti ci saranno anche dei rischi, ma ci saranno anche delle opportunità. Insomma, tutte le imprese verranno valutate anche da un punto di vista della sostenibilità, anche quelle piccole. Bisognerà strutturarsi e organizzarsi, perché non è solo un tema, come si diceva prima, di valutazione, di bilancio, ma sarà un tema anche di selezione naturale di queste imprese, no? Perché banalmente, prima si diceva, sarà uno degli elementi per l'accesso al credito, ed è vero, ma sarà anche un fattore discriminante, perché verranno valutati i criteri di sostenibilità in tutte le filiere produttive. Io magari potrei essere un piccolo imprenditore che con la mia azienda
non do tanto peso a questi criteri di sostenibilità, ai criteri ESG, ma sono il fornitore di una grande impresa che invece guarda molto a questi elementi, perché verrà valutata tutta la value chain, tutta la catena dei fornitori, e quindi saranno temi che in qualche modo faranno una selezione naturale, no? Quindi perché infatti era un po' questa la mia preoccupazione. C'è questo regolamento che ormai è giunto alla sua alba, che è il passaporto digitale dei prodotti. Io lo seguo a Bruxelles per conto di Confindustria, e di fatto, insomma, tutte le aziende, dalla materia prima al semilavorato al prodotto finito, dovranno produrre tutta una serie di informazioni, di garanzie, dovranno dotarsi di strumenti tecnologici anche per dare queste informazioni sulla carbon footprint, sulla durabilità, eccetera, eccetera. Immagino la piccola azienda della provincia padovana, non lo so, a Conetta di Cona, che è un posto che conosco, non posso dirti per quale motivo, Alice, ma immagino la piccola azienda della provincia che ha 10 dipendenti faccia un po' fatica però a star dietro a questa roba qua. Sicuramente sarà così, però è un processo ineluttabile, quindi il tema è bisognerà organizzarsi, perché diventerà uno degli elementi in qualche modo discriminanti per il successo di queste imprese nel loro business. Sì, forse questo sarà anche il ruolo appunto dei corpi intermedi come le associazioni di categoria. Sarà molto importante anche accompagnarli ed educare gli imprenditori, i piccoli imprenditori, a questi passaggi che non sono per nulla banali. I criteri ESG sono criteri per chi non li mastica, complessi anche quasi per gli addetti ai lavori. Insomma, sì. Ecco, noi abbiamo avuto la fortuna di strutturare il nostro prodotto con una delle persone, un consulente esterno, che è uno dei 20 saggi che sta disegnando proprio questi criteri all'interno dell'Unione Europea, insomma, che è un italiano. E devo dire che, insomma, non è semplice, non sono criteri sempre molto semplici da masticare. A volte anche non molto chiari. Io vengo all'ultima domanda per lei, dottoressa Clementi. Il tema della pubblica amministrazione e del pubblico in generale mi interessa, perché è un ambito in cui anche la mia azienda lavora. Però le volevo chiedere, appunto, voi avete un vostro framework ESG, siete sicuramente tra i trendsetter in questo ambito come azienda globale. Volevo capire quanto della vostra esperienza, della vostra proposition può essere utile a cittadini e pubblica amministrazione per governare questa transizione. Sì, sicuramente noi abbiamo la tecnologia a supporto, che sia software che sia hardware, quindi server che producono meno impatto CO2, e quello che noi facciamo è quello di guidare, aiutare i nostri clienti nei passi che servono per costruire e rendere operativa la sostenibilità. Per cui identificare quali sono gli obiettivi che si vogliono dare, i KPI su cui andare a monitorare questi obiettivi, affinché ci si renda conto se effettivamente questi obiettivi diventano operativi. Faccio due esempi per la pubblica amministrazione, una utilities toscana, Emilia Romagna. Li abbiamo aiutati a implementare un sistema utilizzando strumenti anche di intelligenza artificiale, per cui già durante la raccolta dei rifiuti c'è una capacità di ottimizzare il differenziamento dei rifiuti e di identificare anche, ad esempio, le tipologie di plastica, in modo da andare a già dividere quelle che possono rientrare all'interno di un riciclo, quindi dell'economia circolare, già durante la fase di raccolta. Un altro esempio, sempre in aiuto a supporto alla pubblica amministrazione, Città Metropolitana Milanese, che si occupa sia del sistema idrico che delle case popolari, si chiama edilizia popolare, con un asset di IBM che lavora nell'ambito dell'IoT. Li aiutiamo a monitorare, ad esempio, la catena idrica, per vedere che non ci siano dispersioni di acqua o quindi consumi inutili di un bene che ormai è prezioso come l'acqua potabile, e invece l'ottimizzazione dei costi e la dispersione di energia monitorando le caldaie e i circuiti elettrici delle case popolari, per esempio.
Questo è molto interessante, soprattutto insomma, uno spaccato dei vostri interventi che sicuramente ci mette anche un po' di ottimismo, no? Perché avete di fatto evidenziato, vi ho un po' provocato su quelli che sono i cambiamenti e le transizioni, però in realtà mi avete dato tutti aspetti estremamente positivi, esempi virtuosi, situazioni che sicuramente anche da cittadini, no, ci fanno ben sperare. Quindi io vi ringrazio anche per il vostro ottimismo, oltre che per il vostro tempo. Mi riserverò di chiamarvi quando mi sentirò un pochino più abbacchiato, perché siete veramente degli inguaribili ottimisti. Grazie, grazie. Allora, proseguiamo con il secondo panel. Forse il titolo vi stupirà un attimo: gli alchimisti della nuova era digitale e sostenibile. Allora, la parola alchimista è venuta fuori durante una chiacchierata con la dottoressa Martucci, che tra poco mi raggiungerà qua, ed è una parola un po' singolare, perché insomma, se parliamo di questi ambiti del digitale e della sostenibilità, non è proprio la prima parola del vocabolario che ci viene in mente. Cos'è l'alchimia? No? È un complesso di teorie e tecniche, no? Che assumevano la loro ispirazione alle pratiche molto antiche, in cui si era soliti trasformare materiali vili in oro, no? Quindi fa riferimento alla pietra filosofale, all'elisir di lunga vita. C'è anche un bellissimo libro di Paulo Coelho, L'alchimista, forse qualcuno di voi lo conosce, un libro molto, molto conosciuto, dove il personaggio principale, Santiago, impara nel corso di questo libro a riconoscere quel linguaggio simbolico e universale che gli permetterà di penetrare l'anima del mondo, ovvero l'unico in grado di cogliere e interpretare tutti quei segnali che l'universo invia a tutti coloro che desiderano con tutto il cuore realizzare la propria leggenda. E io mi sono immaginato, proprio con le 4 persone che verranno qua, uno scenario in cui davvero si possa prendere una materia più o meno diciamo importante e trasformarla in qualcosa di ancora più prezioso. Quindi invito qua il dottor Pasqualetto, CEO di Azzurro Digitale. Buonasera, grazie. Anche un applauso. Buonasera Carlo. Valentina Galesso, ciao, molto lieto, fondatrice di Va Oltre l'Essenziale nel direttivo nazionale di Coldiretti Donne. Buonasera Valentina. La dottoressa Martucci, appunto, Susanna Martucci Fortuna, CEO di Alisea Società Benefit, vincitrice anche del premio Gamma Donna 2023, congratulazioni anche. E Elena Toson, Chief Operating Officer di T4E. Buonasera. Allora, mi accomodo anch'io, perché sinceramente sono stato molto comodo prima. Io non seguo molto la galanteria, vado un po' per ordine sparso, ma soprattutto perché mi sono fatto, no, un po' un filo conduttore, per non dire un film. Quindi parto da te, Carlo, azienda padovana che si occupa di digital transformation, quasi 10 anni all'attivo, importanti clienti, ma soprattutto una cosa che mi ha colpito, carbon neutral, che è un tema che io ho sollevato molto tempo fa su aziende appunto del nostro settore e non è ancora, diciamo, arrivato in maniera così importante. Ecco, per essere performanti, no? I processi, oltre che essere efficaci, efficienti, l'abbiamo detto anche prima, oggi devono essere anche digitali, sostenibili, profittevoli e attenti alle persone, come è stato detto anche in precedenza. Ma a che punto sono le nostre aziende? No? Immagino che tu ne veda molte da PMI a grandi aziende, cioè siamo pronti per questa cosa? Sì, intanto buonasera, grazie dell'invito. Dal mio punto di vista siamo sicuramente pronti, cioè il tessuto imprenditoriale del nord-est, ma in generale il tessuto che io vedo a livello nazionale si sta muovendo, cioè queste tematiche, sia digitalizzazione che sostenibilità, non sono più considerate moda. Io vedo che le aziende si stanno attrezzando per riuscire a surfare in qualche modo questa trasformazione. Però, caro Stefano, noi partiamo da molto indietro, cioè il tema è che si stanno muovendo le aziende, ma la sensazione è che, guardando anche i nostri colleghi nordici,
partiamo da molto più indietro. Poi quello con cui noi Siamo lavoriamo... passati dall'ottimismo di prima alla realtà. No, ti ringrazio. Io sono ottimistissimo, nel senso che... sembrava tutto troppo bello. È un fatto, cioè noi si sta muovendo e noi parliamo di digitalizzazione, ci ascoltano, lavoriamo, riusciamo a trovare con abbastanza facilità clienti, però poi entra in stabilimenti produttivi di aziende primarie. Io ricordo ancora la prima volta che entrai a Porcia, nella sede, una più grande che c'è in Italia, di Electrolux, per un progetto di digitalizzazione della pianificazione della forza lavoro. Caspita, Electrolux ancora pianificava con carta e penna, una a 3, una lavagna, 500 operai per 2 turni ogni giorno, incrociando matrice di competenze, limitazioni fisiche. Cioè, gli errori sono normali, quindi cosa voglio dire? Partiamo da indietro. È un po' l'Italia che parte indietro. Era la Tech Week a Torino qualche settimana fa, è una slide che mi ha impressionato. Siamo il secondo ecosistema di startup che cresce più velocemente in Europa, il secondo. Il primo è la Norvegia, dice che bello, sì. Peccato che siamo più indietro di Germania, Francia e Spagna, e l'aggregato delle nostre startup è molto inferiore come PIL aggregato rispetto a quello degli altri paesi. Quindi ripeto, la sensazione che io ho forte è che ci sia comprensione, voglia di correre, partiamo un po' più indietro, però insomma, bene così. La trasformazione è arrivata anche qui. Ok, allora faccio diciamo, un salto importante andando dalla dottoressa Galesso, un'azienda votata al benessere e alla coltivazione di prodotti per il benessere delle persone. Bello anche questa trasposizione tra il digitale e la terra. Ecco, solo a Padova le imprese agricole in rosa sono circa 4.000. È un dato che mi ha fatto riflettere, perché effettivamente non me l'aspettavo. Ci stiamo trasformando anche da questo punto di vista? Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Effettivamente siamo in controtendenza rispetto a quello che si raccontava prima, perché immaginate che a Padova le aziende agricole al femminile sono 4.000, in Veneto sono 25.000 Wow. e rappresentano il 50% delle aziende agricole venete, per cui un numero assolutamente interessante. Ho la fortuna di rappresentare Coldiretti Donna Impresa e di queste aziende agricole, essendo l'associazione di categoria più numerosa, ne rappresenta proprio il 50%. E mi fa sorridere anche il titolo che non conoscevo, che parla di alchimisti, perché si lega proprio a quello che è la mia personale innovazione che ho voluto portare nell'azienda. Nella nostra categoria appunto si trovano molto spazio quelle donne che magari hanno fatto altro nella vita, come me, fino a 5 anni fa, e arrivano all'agricoltura o ritornano all'agricoltura prendendo in mano aziende di famiglia e portano le idee innovative, perché ricordiamoci che dietro ogni tecnologia, dietro ogni attività 4.0 che c'è in agricoltura, c'è sempre un'idea. E personalmente appunto l'idea che ho ricreato nella mia azienda parla proprio di alchimisti, perché quando c'è Carlo l'ha vista, sorride e annuisce. Quando ho voluto piantare il lavandeto che caratterizza la mia azienda e che è appunto la base di Va Oltre l'Essenziale, che produce cosmetica naturale, non ho voluto banalmente e facilmente costruire un lavandetto a filari come quelli meravigliosi che si vedono a Parigi, cioè in Francia, scusate. Ho voluto riproporre un labirinto importantissimo che si trova vicino a Parigi, a Notre Dame di Chartres, che è il labirinto iniziatico dei Cavalieri Templari, per cui i più conosciuti alchimisti al Senza mondo. volerlo, peraltro, Esatto. è molto interessante. Esatto. Per cui tutto ciò che ripeto, lega questo settore e attira molta presenza femminile è proprio la possibilità della multifunzionalità e della diversificazione che l'agricoltura crea. Grazie. Allora io passerei sempre sul tema femminile alla dottoressa Martucci, che chiaramente è con me la coautrice di questo titolo, si può dire. Disegnare il futuro, chiesto a chi si occupa di ecodesign, che secondo me è molto corretto. Lei con le sue aziende Alisea e Perpetua, no? Avete raccolto quello che secondo me è il vero concetto dell'alchimista, cioè trasformare ciò che già
esiste e donare una vita più lunga ai materiali. È ciò che di conseguenza comanda anche l'Unione Europea, l'abbiamo parlato prima con il passaporto digitale dei prodotti, cioè cos'è questo trend? Sì, è un trend, per me è tutta una vita di lavoro. È un trend lungo. Faccio fatica a considerarlo un trend. Fondamentalmente noi partiamo 30 anni fa per salvare la mia azienda e quindi dall'avvento del prodotto cinese, quindi come fare a reinventare i prodotti, ma volendo lavorare in Italia dove avevamo un costo più elevato. E quindi da lì l'idea andiamo a vedere cosa buttano via le aziende, recuperiamo i materiali e proviamo a riprogettare questi materiali per fare oggetti semplici di uso comune e dove banalmente non pagavo la materia prima, perché siccome la buttavano via me la davano tutti molto volentieri. E questo è stato un esercizio, ed è un esercizio continuo e costante, che ha fatto sì di passare da un porta a porta a chiedere cosa buttate via, al fatto che oggi tutti ci chiamano e ci dicono cosa buttano via. È stato un passaggio importante perché ormai siamo una specie di osservatorio non solo sui materiali comuni che oggi più o meno si utilizzano e molti fortunatamente utilizzano, ma su materiali molto particolari di cui nessuno sa niente. E non sono solo materiali poco conosciuti, ma sono tutti materiali molto costosi, che ancora adesso non riesco a immaginare come facciano a buttar via, cioè mi sembra una cosa talmente demenziale, però lo continuano a fare. Ecco, quindi cosa posso dire? Un trend. È finalmente arrivato un po' di buonsenso. Chi come me è stata a guardare l'obbrobrio di quello che si buttava via, anche cose nuove, assolutamente riutilizzabili, perché non c'era tempo, perché comunque rientravano nei costi, oggi che la materia prima non c'è più, oppure non arriva in tempo, perché magari l'altra parte del mondo si è fermata e quindi qua non arriva più, questo buonsenso che io ho avuto la fortuna di esercitare in tanti anni è un trend che obbliga tutti a prendere e a guardare quello che ci sta succedendo attorno. Vorrei avvisare che succedeva anche 30 anni fa. È interessante perché sembra che sia tutto estremamente slegato, in realtà è tutto molto concatenato, perché 5 minuti fa la dottoressa Clementi parlava della transizione digitale che deve fare la PA e di conseguenza anche una multi-utilities emiliana. Lei adesso parla di recupero di materiali che vengono appunto gettati e recuperati da questa azienda, su cui lei ha fatto un modello di business innovativo. Cioè, e per questo si parla di transizione ormai, no, a carattere globale, perché ovunque ci giriamo è di fatto un pezzo della catena. E per questo, insomma, io voglio andare a chiedere alla dottoressa Toson, Chief Operating Officer di T4E, sistemi propulsibili dell'aerospace. Adesso vi spiego anche dove vogliamo arrivare, perché sembra molto lontano come concetto. In realtà la vostra esperienza va dalla Terra allo spazio, ma anche dallo spazio alla Terra. Che esperienza portate da un settore che per l'immaginario comune è altamente tecnologico, anche molto distante, anche un po' freddo, in quello che invece è il nostro quotidiano verso la Terra, cioè come l'aerospazio influisce in questa transizione? Sì, grazie intanto per l'invito. Sembra molto distante, ma in realtà non lo è. Allora, ci sono due temi, no? Per rispondere alla prima parte della tua domanda, riporto qui proprio il tema dell'innovazione. È chiaro che lavorando nella creazione di sistemi propulsivi per satelliti e per microlanciatori, ovvero quegli oggetti che portano nello spazio i satelliti, dobbiamo tecnologicamente spingerci molto oltre e quindi si parla di innovazione in senso molto stretto, però è talmente tecnologicamente spinto quello che facciamo che in realtà l'innovazione diventa parte di noi. E diventa parte di noi significa che l'azienda ne è permeata, che diventa una mentalità, tutto quello che facciamo lo vogliamo fare
pensando a questa innovazione. Vi faccio un esempio molto semplice. Quando progettiamo il motore di un'auto, o quando viene progettato il motore di un'auto, prima di metterlo nel mercato si può testare l'auto, cioè in pista, in strada, in tutte le condizioni possibili, e quindi c'è la possibilità di avere un tempo per andare a risolvere n magari problematiche che prima non erano conosciute. Nel settore spazio, nel momento in cui il satellite si trova a dover funzionare per la prima volta nell'ambiente in cui deve operare, è proprio nel momento in cui lo portiamo in orbita, quindi non abbiamo margini di errore. Cioè, se non mi funziona una volta in orbita, significa che quell'oggetto l'ho completamente perso. Ed è qui che quindi l'attenzione al dettaglio è estrema nel volume, nella leggerezza, nella massa, e questa attenzione al dettaglio fa sì che poi tutto il nostro lavoro ne sia coinvolto. Ed ecco qui che l'innovazione entra anche nei processi aziendali. Questa attenzione, questa ricerca alla perfezione, che in realtà non esiste la perfezione, no? Non si troverà mai, ma questo continuo a cercare di migliorare entra nei processi aziendali, entra nella gestione dell'amministrazione, entra nella gestione del personale, con dei nuovi modelli che andiamo a creare anche con le università, con le aziende di consulenza, magari il concetto del total reward per il dipendente, concepito in una maniera innovativa. Quindi non è solo la ricerca e sviluppo tecnologico innovativo, ma portiamo l'innovazione anche poi all'interno degli altri settori aziendali. Per rispondere un po' invece alla seconda parte della tua domanda, è chiaro che il settore spazio, come dicevo prima, è molto vicino a noi, dalla TV satellitare alla geolocalizzazione, l'utilizzo delle mappe, l'utilizzo di internet, qualsiasi cosa, sembra distante ma lo utilizziamo praticamente anche nell'agricoltura, tra l'altro, cioè non anche è un tema così l'agricoltura, il lontano. monitoraggio delle coste, degli sviluppi dei campi profughi, il meteo, cioè è veramente veramente presente. Allora qui mi piaceva riportarvi una cosa, che cosa portiamo a terra. Ora, volevo spingervi proprio all'estremo, perché ieri ero a Torino ad un evento sulla difesa planetaria. Allora, la NASA nel 2021, quindi 2 anni fa, ha impattato in un asteroide, cioè ha portato un satellite e l'ha fatto impattare in un asteroide e ne ha deviato la traiettoria. Questo perché in realtà chi si occupa di difesa planetaria non si chiede se succederà, la domanda è quando succederà. Allora, questo è reale, cioè, quindi speriamo di no, però l'aerospazio può portare alla sopravvivenza della specie umana, proprio andando molto Dopo poi torniamo sul tema anche degli errori che mi interessa molto, un tema assolutamente concreto. Vengo di nuovo a te, Carlo, ti faccio una domanda che è importante perché manca il quinto panelist, purtroppo Attanasio di Polaris non è potuto intervenire, trovate comunque l'azienda qua fuori. E la domanda è proprio, visto che abbiamo parlato di tecnologia, riguarda la workforce, cioè ci stiamo trasformando, le aziende devono fare, dobbiamo cavalcare questa onda, ma la workforce attuale è capace di supportarla? Le scuole e le università sono capaci di formare le persone del presente e del futuro? È una domanda difficile, no? Intanto voglio dire che dopo l'intervento di Elena adesso ho un'ansia in più, quindi insomma... C'è anche quella di beccare. Noi abbiamo il Command Z nel nostro lei il Command Z non ce l'ha. Speriamo che si riesca, battute a parte. Allora,
stiamo dicendo che viviamo una transizione, quindi anche la forza lavoro si deve trasformare. Allora, se vogliamo parlare della facilità che trovano oggi le aziende a trovare profili un po' in linea con questa trasformazione, la risposta è: stiamo facendo fatica. Noi per esempio che facciamo sviluppo software siamo fortunati perché abbiamo investito molto sulla parte di comunicazione, di employer branding, e avendo la fortuna di essere qua a Padova abbiamo un'università che comunque sforna molti informatici e riusciamo a trovarne. Però in realtà rispetto alla domanda del mercato l'offerta è molto più bassa. Questo è un tema interessante perché se noi andiamo a vedere le statistiche scopriamo che il problema del mercato del lavoro in Italia è più un problema di brokeraggio. Cioè la domanda non incontra l'offerta, cioè c'è un mismatching tra il tipo di richiesta che fa chi offre lavoro e il tipo di offerta che dà chi invece lo cerca, e questo è un tema. Poi a livello di skills siamo messi malino, nel senso che noi lavoriamo, ripeto, nel mondo manifatturiero, logistico, quindi quello che è chiamato manufacturing logistic, e ci troviamo con grande facilità a lavorare con chi ha una certa età, lo dico in maniera così anagrafica, nel senso che sono più veloci a comprendere come utilizzare gli strumenti. Adesso parlo per esempio di una postazione digitale, cioè io sono un cosiddetto blue collar, operaio, diciamo blue collar fa figo, ma operaio, d'accordo? Ho la mia età, 35 anni, cioè io voglio lavorare su una postazione di lavoro che sia intelligente. Io non posso fare le dichiarazioni degli scarti ancora a penna o a fine turno dover dire quanti pezzi ho prodotto con un foglietto di carta che poi arriva il caporeparto che una volta o due volte, se va bene al giorno, li raccoglie e si mette a scrivere su un computer questi dati per dare a fine giornata la sensazione di come va. Perché la reazione è il giorno dopo, come è andata oggi? Male, vabbè, domani facciamo meglio. Non c'è reazione. Questo però non è solo un tema di performance, quindi io non ho la postazione digitale, uso strumenti analogici, mi perdo tutta una serie di opportunità. Altra sciocchezza, il dato entra direttamente sul sistema, devo fare il giorno dopo il cosiddetto stand-up meeting di un quarto d'ora, mezz'ora, ho già le dashboard fatte, non c'è qualcuno che deve farmi la presentazione la sera dopo che si è beccato tutti i dati. Quindi togliamo tutte le serie che la gente poi odia, che gli indiretti odiano di produzione. Ma torno anche proprio alla questione dello strumento. Employer branding vale soprattutto per le operation legate a operai. Cioè, secondo me c'è stata una grande sottovalutazione da parte di molti player che hanno pensato che si potesse in qualche modo delocalizzare per fare delle iniziative di costo, senza contare che poi se tu sei un'organizzazione che si basa su quel tipo di operation, vale per il manufacturing ma vale per tanti altri, parlo anche della GDO, parlo anche della ristorazione, se tu non investi sulla tua forza lavoro, anche se è blue collar, quindi non white collar, ti perdi un'opportunità. Il costo di sostituzione degli operai oggi è complicato come quello degli sviluppatori, o peggio. Sono stato ospite di una bella azienda moda, che noi qua in Italia ci stiamo, secondo me, ahimè, un po' perdendo, insomma, ovviamente francesi, gruppo il VMH, un first hire di Louis Vuitton. Sto Abruzzo, in mezzo al nulla, 500 operai. Loro hanno una difficoltà infinita non solo a tenerseli là, perché c'è tanta gente che si sposta, quindi hanno quelli di una certa età che rimangono, che hanno una famiglia, ma i giovani arrivano e scappano, ma non trovano gli indiretti. Quindi quando tu devi iniziare ad attrarre gli ingegneri che vengono ad aiutarti a fare tutta la parte di ottimizzazione dei processi o implementare nuovi processi produttivi, implementare automazione o quello che noi ci diciamo, se tu dopo però hai 30 anni, sei uscito dall'università a 25, magari hai fatto un'esperienza, poi vai in queste fabbriche e trovi che l'azienda non si è ancora digitalizzata, non ha fatto tutti quegli investimenti, dopo 6 mesi, dopo un anno scappi e vai via. Quindi voglio dire, è anche un tema, secondo me, di employer branding, cioè io investo sulle mie operation per insegnarle a utilizzare questi strumenti, ma non solo per un tema di performance, ma per un tema enorme, secondo me, di attrattabilità, si siamo capiti, cioè di capacità di attrarre forza lavoro. Sta roba dell'attrattività della forza lavoro non c'era, oggi c'è. Cioè, oggi chi è generazione Z, maledetti, io sono millennial, quindi Laura siamo millennial noi. Però voglio dire,
non avevamo questo tema, a noi ci insegnavano, magari sbagliando, non entro nel merito, però voglio condividerlo questo tema che è di grande trasformazione. Tu andavi a lavorare perché andavi a lavorare e non ti chiedevi cosa ti dava l'azienda, cioè tu lavoravi e ti facevi il sedere, perché ti avevano insegnato così all'università. Oggi la generazione Z invece entra in conversazione dicendoti: ma cosa mi dai tu in cambio? Tu dici: amico mio, guarda che sono io che faccio il colloquio a te. Se tu mantieni questo approccio, stai pur certo che quelli non li attrai. E la tua forza lavoro è quella là, perché poi sono quelli che ti portano il guizzo, l'innovazione, quelli che puoi formare. Quindi c'è un enorme, secondo me, lavoro di refocusing per capire come riuscire a gestire una nuova sfida che è quella dell'attrazione del talento. Prima ti arrivava automatica, tu andavi a lavorare e quasi dicevi grazie, invece stipendio, c'è anche lo stipendio, che spettacolo, cioè, però non andavi mai in negoziazione da subito, soprattutto da giovane neolaureato. Adesso è tutto diverso, con della RAL, con del profilo di crescita, equilibrio casa-lavoro, formazione, opportunità cioè, diventa tutto molto complicato, quindi insomma investire su questi ambiti serve a diventare più forti su quel total reward che è anche l'employer branding. Sì, è interessante perché è un po' quello che diceva il dottor Putin poc'anzi, perché l'azienda adesso deve avere anche una visione, deve trasmettere una visione, non basta più fare un grande prodotto con un prezzo giusto, distribuirlo giusto, comunicarlo giusto, ma c'è anche la famosa quinta P del marketing, che è il people, cioè cosa dai tu alle persone che stanno fuori dall'azienda, quindi il tuo impatto in una società esterna, e cosa dai tu alle persone che stanno dentro l'azienda, quindi quelle che sono la tua forza lavoro. Voglio rimanere sempre sul tema delle persone, perché dottoressa Galesso, sostenibilità sociale tutela anche delle categorie fragili di inclusione, cioè non vogliamo solo alto, cerchiamo di occuparci e di includere tutti, cioè cosa si può fare per sensibilizzare su queste tematiche, evitando che questo cambiamento, che sembra sempre molto, molto alto e molto complesso, possa in qualche modo lasciare fuori qualcuno. Allora, mi è piaciuto molto il primo panel perché comunque si è data molta attenzione a quello che è la parte sociale e della comunità, l'importanza che bisogna proprio dare alle persone. Tra queste persone le categorie fragili, lo sappiamo tutti, in un post-Covid stanno aumentando, perché non si tratta più soltanto di persone portatrici di disabilità, ma si tratta di tante altre tipologie di problematiche che stanno abbracciando purtroppo anche i nostri giovani. Per cui non possiamo semplicemente dire guardiamo i numeri, guardiamo quello che sta arrivando, ma dobbiamo agire. In questo momento con Coldiretti appunto stiamo portando avanti una legge sull'agricoltura sociale che era già uscita nel 2018, ma che purtroppo vede necessariamente una richiesta di aggiornamento, in quanto vi faccio ancora qualche numero per rendervi conto. Ad esempio le fattorie didattiche che sfruttano una legge meravigliosa che è uscita 15 anni fa, attualmente soltanto in Veneto sono più di 500 e hanno sostituito anche come rete sociale tante volte quello che può essere magari quello che era anche il vecchio patronato. Adesso vengono nelle nostre aziende agricole, vengono con le famiglie, e per cui la rete è fitta ed è anche ben pubblicizzata. L'agricoltura sociale e le fattorie sociali dopo questa legge del 2018 sono attualmente 32, quindi capiamo che c'è qualcosa che non va. Cosa non va? Manca la collaborazione e la discussione che c'è tra gli organi ai livelli più alti, per cui quello che vogliamo fare per cambiare questo mondo e portarlo anche nelle categorie più fragili è questa riqualifica di queste persone che possono essere impiegate con i loro talenti particolari o con le loro storie anche in situazioni di reintegrazione lavorativa. Faccio un esempio: anche nella mia azienda agricola, che ha anche una scuderia sociale, ci occupiamo di collaborare con fondazioni, in particolare la Fondazione Holman che si occupa di ragazzi, persone ipovedenti. Lavoriamo noi stessi con animali che non sono più sfruttabili per altre situazioni, ma hanno una seconda possibilità
possibilità, una seconda vita, quindi quello di creare esempi è sicuramente la cosa più importante a livello di formazione, come appunto si parlava prima, importantissimo creare situazioni di team building. Anch'io sono innamorata della formazione perché ne ho fatta molta nella vita precedente, e per cui per le persone che lavorano nel mio staff me ne occupo molto, ma soprattutto do questo servizio alle aziende esterne. E non dimentichiamoci che la rete sociale parte da una cultura che deve essere sempre più diffusa, per cui appuntamenti legati alla cultura. Io ho avviato quest'inverno un'accademia di filosofia, perché non si parla più di soltanto temi che devono essere affrontati o dati alle materie scolastiche, ma tutti quanti noi dobbiamo sentire su noi stessi il compito di trasferire un messaggio, per cui quello che possiamo fare è proprio questo: dare per primi l'esempio e fare qualcosa per cambiare questa società. Oggi insieme a me c'è una poetessa che mi piace raccontare la sua storia, perché è una ex manager ad Ecco, e Cristina Vascon, che appunto siamo diventate grandi amiche per dei valori comuni, che sono quelli di mettere a disposizione le nostre storie, mettere a disposizione la vita di tutti i giorni, per far capire alle persone che il cambiamento si può fare e ti può rendere felice. Quindi avanti e avanti insieme, no? Includendo tutti, perché le persone di fatto, per poter attraversare questo cambiamento in maniera consapevole, vanno capite, no? Ed è anche un po' l'approccio del design thinking, dottoressa Martucci. È stato citato prima anche dalla dottoressa Clementi, come con questo approccio, no, voi lo applicate all'impresa innovativa, cioè come può guidare questo approccio il cambiamento di cui abbiamo parlato finora? Cambiare un po' il modo di guardare le cose e gli approcci. Io sono partita dal concetto di condivisione. Allora, io sono del 1958, a me hanno insegnato tutte altre cose nella vita, e oggi mi trovo a affrontare il fatto che trovo assolutamente necessario e determinante la condivisione di tutto quello che si è imparato, almeno che un'azienda come la mia ha imparato, perché siamo stati pionieri dell'economia circolare, dei materiali, produciamo materiali innovativi partendo dagli scarti, cambiamo i processi produttivi. Arrivi a un punto in cui però dici, io cosa me ne faccio di queste cose? Sì, faccio crescere la mia azienda, fatturo di più, ma cosa c'è dopo? Ecco. Allora, partendo da questo concetto, la decisione che abbiamo preso in azienda è quello di condividere. Quindi di condividere patrimoni che noi abbiamo con chi? Con altre aziende che hanno il nostro stesso DNA imprenditoriale. Cosa vuol dire? Aziende che non fanno finta di fare sostenibilità, non fanno finta di fare innovazione nella sostenibilità perché oggi si vende di più, ma che lo fanno perché sono anni che si stanno impegnando a cercare di farlo. Allora è come parlare tra individui della stessa specie, abbastanza rara, che si riconoscono e che a quel punto hanno assolutamente bisogno e necessità di trasferire informazioni importanti e quindi parlo di brevetti, di nuovi materiali, perché uno riesca a far fare all'altro un salto più velocemente. Nel momento in cui tu condividi il tuo know-how con chi è simile a te, ti torna indietro immediatamente una conoscenza che fa parte del loro mondo, che è completamente diverso dal tuo. Noi abbiamo messo sono 3-4 anni che siamo partiti con questo sistema di innovare tramite gli altri, e quello che abbiamo acquisito di conoscenza è quasi pari a tutto quello che abbiamo conquistato in tutti questi anni, perché sono tutte aziende più grandi di noi, sono tutte aziende che non vedono l'ora di avere un modo di vedere un po' meno ordinario l'approccio alla soluzione del problema,
e quindi quello che posso dire è che oggi si riesce a fare innovazione di prodotto e di processo, e uso un termine, non è donando, perché poi ci sono accordi economici, ma è una cosa che viene dopo. Quindi condividendo e lavorando assieme si fanno dei passi da gigante dal punto di vista economico, un guadagno stratosferico da parte delle due aziende, ma soprattutto le spese dal punto di vista della ricerca e innovazione, specie per una piccola azienda, microazienda come la mia, sono esorbitanti. È interessante perché voi fate un mestiere molto particolare, quindi utilizzando materiali, dando vita anche a oggetti, devono essere non soltanto sostenibili ma di conseguenza anche duraturi, no? Ed è un concetto che si ritrova anche nello spazio, perché si è sempre pensato a lanciare e poi tanto nessuno vede niente, invece lo spazio sta cambiando, cioè c'è un tema anche dell'impatto zero nello spazio, perché se è arrivato fin lassù vuol dire che il problema è reale. Sì, è reale ed è molto attuale in realtà. Ci sono varie... A parte la Tesla di Elon Musk che sarà da qualche parte... Cosa? A parte la Tesla di Elon Musk che è stata lanciata, che sarà da qualche parte, non la recupereremo mai. È uscita dalle orbite terrestri, quindi ce ne siamo anche dimenticati. No, è attuale se pensiamo anche a tutte le iniziative che le agenzie spaziali e le aziende private hanno e stanno mettendo in piedi, quindi iniziative di spazio pulito, clean space dell'Agenzia Spaziale Europea, iniziative internazionali, linee guida sul rientro degli oggetti che vengono lanciati. Diciamo che noi, andando a integrare un sistema propulsivo all'interno della carrozza satellitare, diamo mobilità a quel satellite, quindi diamo anche al satellite la possibilità di muoversi in questo spazio e quindi di spostarsi, di rientrare in atmosfera e quindi di tenere queste orbite pulite. Quello che volevo un pochino far trasparire è che non è fantascienza, è un qualcosa di veramente attuale. I satelliti, l'Europa sta discutendo adesso, la Commissione Europea, su una nuova legge che obbliga i satelliti a rientrare entro i 5 anni dal fine della loro operatività, e un satellite non rientra da solo a meno che non sia in un'orbita molto molto bassa, e questo significa che è un messaggio molto molto forte. Consideriamo che se dagli anni 50, quindi con l'inizio dell'era spaziale, fino agli anni 2000 sono stati lanciati 50 oggetti, adesso nello spazio ne orbitano 10.000. Cioè ci dà proprio un chiaro, no? Il numero, il dato, ci dà un'informazione molto chiara di quello che sta avvenendo. E anche solo, non so, penso che qualcuno di voi abbia visto, li chiamano i trenini di Elon Musk, no? La costellazione Starlink, si parla di una costellazione di 57.000 satelliti, cioè non è una cosa proprio banale. E quindi tutta questa cosa va gestita. E per fare magari un confronto, pensiamo al traffico aereo, va gestito anche il traffico spaziale, quindi questo è il grande tema. Mi piace come considerazione perché prima si parlava di breve termine, no? Di lungo termine. Effettivamente cominciando a pensare, no, a quello che sarà tra alcuni anni, banalmente insomma, sono state citate le due transizioni fanno parte del PNRR, che è un impegno, no, che abbiamo preso come sistema paese per 50 anni, quindi siamo passati da domani chi se ne frega, domani mi interessa, però a vedere che cominciamo a interessarci dello spazio è veramente cominciare a capire di pensare tanto più in là, perché è un problema di fatto che non vediamo tutti i giorni, e quindi questa cosa mi fa anche ben sperare ed è veramente un'ottima lettura. Sono contento di aver condiviso questo pomeriggio con voi, mi sono tolto veramente la soddisfazione di parlare con persone molto interessanti.
Spero che anche voi come me possiate uscire più contenti o comunque più soddisfatti di questa giornata. Io ringrazio gli ultimi panelist e vi auguro a tutti una buona serata. Grazie. Carlo.